Essere temerari significa non arrendersi e gli italiani che votarono 70 anni fa certamente lo erano. A me piace pensare che una buona dose di quel coraggio sia arrivato anche dalle donne, che per la prima volta ebbero il diritto di voto. Parliamo di mogli, fidanzate, che in guerra avevano perso i loro compagni, di mamme che ancora piangevano i loro figli immolati all'altare della patria. Sono convinto che proprio loro abbiano saputo infondere quella speranza per il futuro che solo da una donna molto spesso può arrivare. Non solo, ma molto spesso. Per questo, tra le tante bellissime citazioni che possono trarre dei nostri padri costituzionali, mi ha colpito l'emozione di una scrittrice, Anna Banti, che in quel 2 giugno ha raccontato di aver avuto il cuore in gola nella cabina di votazione. Insomma, di tutto quell'ardore oggi la nostra Costituzione è sintesi, è così fresca e viva che ancora oggi continua a godere non solo della fiducia, ma anche dell'affetto di tutti gli italiani. Lo abbiamo ben visto durante l'ultimo referendum. Quando si tratta di mettere in mano alla Carta Costituzionale, i cittadini giocano in difesa. E sebbene questo complichi anche i possibili cambiamenti che ne potrebbero derivare, questo è indice di quanto sia ancora forte il senso di responsabilità che la nostra storia costituzionale porta con sé. Viviamo anni di profondi mutamenti, il mondo cambia velocemente e la difficoltà più grande è conservare l'umanità, il senso etico, la solidarietà sociale e la coesione sociale che ha animato gli italiani del dopoguerra, consentendo di affrontare le enormi sfide di allora. Sono i valori che dobbiamo recuperare per ricostruire tutti insieme una comunità meno fredda, più unita, una comunità più vicina alle vere esigenze dei cittadini. Dobbiamo parlare dalla politica parlata alla politica delle risposte. Io con questo intervento e questo contributo quest'oggi, a nome di tutti i sindaci qui presenti, anche come sindaco della mia città, rivolgo e auguro a tutti voi una buona festa della Repubblica, lasciandovi dicendo però un viva l'Italia, quella di ieri, quella di oggi, ma soprattutto quella di domani. Grazie.